Gioacchino mettetta legge, Gioacchino venetta acciso. Ma chi è Gioacchino? È lui. È Gioacchino Murat, re di Napoli, ma non è napoletano, è francese. È figlio di albergatori, sono 11 figli, viene da una famiglia umile, fin da piccolo viene indirizzato per la carriera religiosa, che però abbandona perché si innamora e deciderà in futuro di arruolarsi, diventando cavaliere. Da figlio di semplici locandieri a re di Napoli. Com'è possibile? Arriva qui a Napoli perché è il cognato di un personaggio carino e coccoloso di quei tempi, che è Napoleone. Gioacchino Murat ha sposato la sorella Carolina e infatti a Napoli arriva prima il fratello di Napoleone, Giuseppe Bonaparte, spostato poi in Spagna, ma Napoleone stesso, per mantenere il potere qui in città, sposta qui il cognato Gioacchino Murat, re di Napoli nel 1808. È un re francese, ma il popolo lo ama alla follia. Perché? Perché lui ama Napoli, ama il popolo, fa una serie di movimenti che ai tempi porta Napoli a diventare una città modernissima. Opere pubbliche, costruzione del ponte della sanità, rialza l'economia, confisca i beni, legalizza il divorzio, riprende Capri, che ai tempi era degli inglesi, era amatissimo. E anche lui amava la sua posizione e amava Napoli, non lo dico tanto per dire. Lo dice stesso Gioacchino a Napoleone in una lettera, scrive: sono felice perché sono sotto il cielo più bello d'Italia, che è Napoli. Ma non per molto, perché Napoleone considerava Napoli una colonia francese. Poteva essere utile, poteva essere comoda. Gioacchino Murat invece era il re di Napoli. Non era una colonia, lui non era un generale francese e basta. Difatti Gioacchino Murat puntava ad uno stato più autonomo. Si circondava di collaboratori napoletani, una serie di riforme, eserciti, troppe mosse che per Napoleone erano antifrancesi. Gioacchino Murat era un grande generale militare, tantissimi successi insieme a Napoleone, e poi però quando Napoleone va incontro a varie sconfitte pensa una cosa: se cade Napoleone, cadono anche tutti i re messi da Napoleone, tra cui io, e io non voglio. Allora si distacca da Napoleone, mostrando vicinanza di più agli inglesi e agli austriaci, dicendo: io mi distacco da Napoleone, però voi lasciatemi Napoli. Non succederà, perché dopo che Napoleone abdica c'è il congresso di Vienna, dove si voleva tornare ad un'Europa pre-Napoleone, quindi con tutti i sovrani che c'erano prima. Chi c'era prima? I Borbone. Gioacchino Murat capisce che è stato fatto fuori, ma non si arrende. Ha ambizioni ancora più forti, vuole attaccare gli austriaci con l'indipendenza dell'Italia. Vuole un'Italia indipendente dalle Alpi fino alla Sicilia, allo stretto di Sicilia. Ma Gioacchino mettetta legge, Gioacchino venetta acciso perché? Perché vuole ritornare al sud con una grande spedizione, ma il mare lo tradisce, distrugge tutte le imbarcazioni ed è costretto a proteggersi a Pizzo Calabro. Quindi sbarca a Pizzo Calabro, bellissima tra l'altro, ci sono stato quest'estate, e viene catturato da contadini e militari. Viene condannato come nemico pubblico perché con le armi stava cercando di rovesciare il governo dei Borbone. Con cosa? Con la stessa legge pensata da lui, cioè condanna a morte di chiunque mettesse in pericolo il potere costituito. Alla fine il re stesso, che aveva messo una legge, viene ucciso dalla sua stessa legge. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Gioacchino mettetta legge, Gioacchino venetta acciso.